l'opposizione del contributo d'accesso a Venezia per gestire i flussi turistici per l'associazione albergatori dovrebbe rimanere in vigore tutto l'anno, ma il tema continua a dividere. La prima legge regionale di bilancio della presidenza di Alberto Stefani è stata approvata in uno spirito di dialogo con l'opposizione guidata da Giovanni Manildo, diversi voti bipartisan in aula. La morte di Cinzia Luison, si è chiuso il processo, la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo a Walter Pitteri, marito della donna che l'ha uccisa con colpi di bottiglia sulla testa. In carcere con una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione un 25enne che era già agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico perché responsabile di aggressioni fisiche e verbali all'ex compagna. La toccante testimonianza durante i riti pasquali del cooperante lidense Alberto Trentini sui suoi 423 giorni di prigionia in Venezuela. Federica Pellegrini di nuovo mamma, all'ospedale di Negrare nata Rachele, la secondogenita della campionessa di nuoto. L'annuncio via social dalla Divina e dal marito Matteo Giunta. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, vigilia del contributo d'accesso attivo da domani al 26 luglio per la gestione dei flussi turistici, ma i veneziani continuano ad essere divisi su questa misura. Aprile, maggio, giugno, luglio. Torna il contributo d'accesso dal 3 aprile al 26 luglio per 60 giorni dalle 8:30 alle 16. Una misura per contrastare i flussi turistici in città che però non mette tutti d'accordo. Alla vigilia del ritorno del contributo d'accesso i veneziani continuano a essere divisi. Per gli albergatori i risultati ci sono. È una misura che è importante per la città di Venezia, riconosce l'importanza e il valore del turismo residenziale, quello che pernota, perché chi pernota nel comune di Venezia, quindi non solo nella città antica, quindi negli alberghi, nelle strutture extra alberghiere, che sia a Mestre, che sia al Lido, che sia nelle isole, non è tenuto ad pagare il contributo d'accesso, perché con la prenotazione dell'albergo riceve il QR code per l'esenzione, quindi può accedere in città senza nessun problema. Non è la soluzione di tutti i problemi della gestione dei flussi turistici, però è un elemento che permette di programmare l'afflusso delle persone e quindi programmare i servizi. L'altro è cercare di incentivare a venire magari nei momenti più di bassa stagione, quindi è un contributo corretto. Noi auspichiamo che si attui tutto l'anno, in modo che diventando a regime ci possa essere un pieno controllo dei flussi. Di diversa opinione la consigliera di municipalità nota come Lady Pickpocket Monica Poli, secondo cui la misura andrebbe invece pensata diversamente. Fatto così sinceramente non serve a nulla. I flussi turistici vanno gestiti in un'altra maniera, cioè ben venga un contributo ma non in questa maniera, perché sinceramente serve solo a far cassa. Va ripensato, ma non va ripensato dalle 9 alle 16 nei maggiori giorni, diciamo, del weekend. Deve essere gestito a 24 ore con una carta servizi dove noi diamo dei servizi e anche i soldi che poi rimangano portino a noi veneziani, alle 47.000 persone che rimangono a Venezia, un beneficio. E mentre si discute, la sperimentazione del contributo prosegue con qualche modifica per ottenere l'esenzione. Dovranno pagare i visitatori non veneti che non alloggiano nel comune di Venezia e non hanno amici o parenti in città. Inoltre chi prenota nel portale con 3 o più giorni d'anticipo pagherà 5 euro, mentre gli altri 10 euro. Sono già 25.000 i prenotati per il primo weekend, 41.300 in totale. Tra chi non dovrà pagare i residenti a Venezia e i loro familiari, gli studenti delle università veneziane, i minori di 14 anni, i lavoratori e chi paga un affitto o ha una casa a Venezia. La prima legge regionale di bilancio della presidenza di Alberto Stefani è stata approvata in uno spirito di dialogo con l'opposizione guidata da Giovanni Manildo, diversi voti bipartisan in aula. Il Presidente Stefani fin dall'inizio del suo mandato ha detto che se c'erano buone proposte le avrebbe accolte, in questo caso una iniziativa per mettere assieme studenti ed anziani, condiviso anche dal Presidente del gruppo dell'opposizione Manildo, quindi hanno firmato un emendamento assieme sulle buone iniziative e penso che con la collaborazione ci deve essere. Quell'emendamento a doppia firma Alberto Stefani, Giovanni Manildo, ribattezzato prontamente Stefanildo, è la nuova parola, la più usata in questi giorni di approvazione
l'approvazione della manovra di bilancio in Consiglio regionale e inizia forse a vivere al di là del caso specifico, come simbolo di un possibile dialogo tra maggioranza e opposizione che vada oltre il muro contro muro delle precedenti legislature. Su alcuni temi strategici come la valorizzazione dei giovani, la riforma delle IPAB, la sanità territoriale, ritengo doveroso che ci sia una convergenza politica e su questi temi riusciamo a fare riforme strutturali. Di questo c'è bisogno e questo faremo, e sinceramente se maggioranza e opposizione riescono a dialogare per il bene del territorio penso sia solo qualcosa di positivo, di cui sinceramente sono felice. Io penso che temi fondanti, temi fondamentali richiedano uno sforzo comune per trovare le soluzioni migliori, ognuno partendo dalle proprie idealità e dalla propria identità, e questo come nuovo corso, questa nuova centralità del Consiglio regionale mi piace molto. Se Stefanildo, l'acronimo, sta per dire il Consiglio regionale su temi fondamentali torna al centro, mi piace. Il clima è talmente cambiato che si apre anche Riccardo Szumski, autore alle ultime regionali di un ragguardevole exploit elettorale con Resistere Veneto, proprio presentandosi al di fuori dei due poli. Noi ci siamo astenuti ieri. Guardate che nessuno ha colto la novità, ma non nel merito, lo ribadisco, perché c'è l'apertura a una nostra proposta fatta in aula il giorno precedente di una costituente per l'autogoverno. Cogliamo questa novità che nessuno aveva mai messo in essere così concretamente con una dichiarazione ufficiale, e Stefani l'ha raccolta. Io attendo altri sviluppi, ma su questo piano ci siamo. Poco distante incontriamo due consiglieri politicamente agli antipodi, Flavio Baldane del Movimento 5 Stelle, Stefano Valdegamberi, eletto in quota Lega e ora dato verso Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Credo che un'amministrazione seria, sia da parte dell'opposizione che della maggioranza, lavora per il bene del Veneto e cerca una condivisione degli obiettivi, quindi non c'è nessun imbarazzo. Era una bella proposta quella di Manildo. E sono proposte di buon senso, non vedo cosa ci sia. Difatti tante volte fare un'opposizione sulle barricate, sulle cose di buon senso, significa non fare il bene del Veneto. Abbiamo trovato un accordo fra virgolette fra maggioranza e opposizione. In questo momento non era possibile far molto di più nel bene dei cittadini, insomma, ecco, questo è stato l'obiettivo principale. Poi il vero bilancio, le vere discussioni, le risorse che servono, bisognerà ragionare su questo, sarà fatto da settembre-ottobre, quando entreremo nel bilancio del 2027. La cronaca giudiziaria ora con il femminicidio di Cinzia Luisona, San Stino di Livenza. La Cassazione ha confermato l'ergastolo al marito della donna. Nessuno sconto di pena per Walter Pitteri, l'ex autista CTV che nel dicembre 2022 uccise la moglie 60enne Cinzia Luison, colpendola più volte alla testa con una bottiglia di vino piena nella loro casa a San Stino di Livenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il ricorso presentato dalla difesa dell'uomo per l'ottenimento delle attenuanti generiche, confermando dunque la sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte d'Appello di Trieste. Confermata anche la provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle due figlie della coppia, costituitesi parte civile insieme alle due sorelle della vittima. Molto conosciuta per la sua attività di parrucchiera, Cinzia Luison era stata trovata riversa a terra dopo l'ennesima discussione col marito in cui aveva maturato la decisione di separarsi. Ludopatico e spesso ubriaco, la maltrattava da anni. Ti faccio fuori, le diceva, ti faccio a pezzi, ti faccio diventare polvere, ti butto giù dal balcone, ti spacco la faccia. È stata la brutale violenza a convincere la giuria popolare della Corte d'Assise di Trieste a non concedere le attenuanti. È stato condotto in carcere con una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione un 25enne già agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico da dicembre del 2024. Il giovane è ritenuto responsabile di aggressioni fisiche e verbali all'ex compagna, accusato di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. I carabinieri hanno raggiunto il 25enne nella sua casa di Cavarzere e l'hanno portato in carcere. Esce di casa e si trova una bambola con un coltello infilzato nel cuore. Paura per un assicuratore di Mestre, sotto sequestro il giocattolo. Una bambola con un coltello infilzato nel cuore è la scena che si è trovato davanti un assicuratore di Carpenedo, titolare di un'agenzia, mentre usciva dalla porta di casa per andare a lavoro. L'episodio appena pochi giorni fa
Nessun messaggio a corredo della bambola, nessun biglietto, ma sul fatto sembrano esserci pochi dubbi che possa essere un'intimidazione, una minaccia. La bambola è ora sotto sequestro in attesa che l'uomo denunci formalmente l'accaduto. Al momento del ritrovamento sono giunti sul posto i carabinieri della stazione vicina per indagare sul fatto. Saranno a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero portare a identificare l'autore o gli autori del gesto. Ancora la politica, tra Gazzera e Dasseggiano il candidato sindaco di Venezia Andrea Martella ha incontrato i cittadini nei quartieri. Vediamo. Secondo me ci dovrebbe essere un punto di incontro e se ci fosse la possibilità di mettere delle telecamere. Questa era una cosa che ci tenevo tantissimo. A dire, no, ha fatto benissimo. Qua abbiamo il problema delle luci, che ripeto, anche Emanuele ha fatto diverse interrogazioni, non gli hanno mai risposto e sono andati anche a rubare nelle case. Abbandono di rifiuti, mancanza di parcheggi, scarsa illuminazione, verde incolto, assenza di spazi per i bambini. In via Istria, alla Gazzera, l'incontro tra i cittadini e il candidato sindaco Andrea Martella. Sul tavolo la carenza di centralità della zona e la mancanza di servizi pubblici di mobilità per il collegamento con Mestre e Venezia. C'è una richiesta molto forte, essere coinvolti, avere la possibilità di dire la propria opinione sui temi che riguardano la vita in questo quartiere. Sono stati posti vari problemi, quelli anche ovviamente del traffico, quelli legati ai trasporti, l'utilizzo della stazione metropolitana di superficie, della raccolta dei rifiuti. Insomma, ne ho tratto molte idee giuste per dire che una futura amministrazione dovrà avere una grande attenzione alla cura del territorio e noi lo faremo, e questi incontri di oggi ci servono per avere idee, proposte da condividere e da trasformare in azioni programmatiche. Non ultima la preoccupazione dei cittadini per il caro spesa e bollette. A tutte queste persone e queste famiglie penso che bisogna dare una risposta, innanzitutto di vicinanza, e poi anche l'amministrazione comunale può svolgere degli interventi che possano ridurre i costi. Ha suscitato parecchio scalpore la candidatura al fianco di Venturini di Simone Rizzo, attuale presidente dell'Assemblea della rappresentanza studentesca di Ca' Foscari e rappresentante in Senato accademico. In una lettera aperta, l'Udu di Venezia ha chiesto che il ventenne rassegni le dimissioni dalle sue posizioni. Questa candidatura per noi è un chiaro conflitto di interessi, ha dichiarato Angelica Morresi, coordinatrice dell'Udu di Venezia. Come rappresentanti riteniamo che la politica studentesca debba saper dialogare con le istituzioni, ma che per poterlo fare debba preservare anche una sostanziale autonomia. Una candidatura di questo tipo rischia di imbrigliare la voce degli studenti in una politica partitica che non deve entrare in università. Ed ora cambiamo argomento, parliamo della Via Crucis, toccante testimonianza del cooperante sui suoi 423 giorni di prigionia in Venezuela durante i riti pasquali. Stiamo parlando di Alberto Trentini. Ho imparato che, anche nell'ingiustizia più buia, restare umani è l'unico modo per resistere. Il Lido di Venezia e il Venezuela si incontrano qui. Ogni detenuto politico, ogni vittima di un sistema corrotto e totalitario è quel Cristo che oggi sale di nuovo sulla croce. C'era anche il cooperante Alberto Trentini alla Via Crucis della collaborazione pastorale del Lido di Venezia, la croce nel cammino dell'umanità. Questo è il tema scelto quest'anno dalle 6 parrocchie dell'isola per un momento di preghiera comunitaria e condiviso che ha aperto le grandi celebrazioni del Triduo Pasquale. 5 testimonianze sulla croce portata dall'umanità, una testimonianza sulla guerra, una sulla situazione difficile di tanti anziani qui al Lido, uno sulla situazione delle nostre famiglie, soprattutto quelle più ferite, un'altra sulla situazione dei senza fissa dimora, una realtà presente anche al Lido. Hanno scandito il percorso ad ogni tappa, un brano del Vangelo, canti, preghiere e una testimonianza. Trentini ha portato la croce insieme ai suoi amici tra la quinta e la sesta stazione fino dentro la chiesa di Sant'Antonio, dove si è svolto il momento conclusivo. Davanti a questa stazione una parte di me si sente altrove. Sento addosso il calore appiccicoso, il silenzio assordante di un carcere di massima sicurezza per detenuti politici. Al Rodeo 1 non si sconta solo una pena, si subisce un tentativo di annientamento.
Parlo di giovani, padri di famiglia, studenti, detenuti arbitrariamente. La croce non è solo un pezzo di legno di 2000 anni fa. La croce è il cemento armato del Rodeo 1. Sono le sbarre che tentano di imprigionare l'anima. Ma proprio come Gesù sulla croce ha continuato ad amare, anche lì, in quell'inferno, ho visto gesti di solidarietà. Ed il Patriarca di Venezia ha presieduto questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Marco la messa crismale. Non stanchiamoci, in questo tempo così difficile, di essere politicamente scorretti. Parliamo della pace, compiamo gesti di pace. Rompiamo con la logica del mondo. La pace è il dono pasquale di Cristo. Messa crismale del Giovedì Santo nella Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, con tutto il presbiterio e i diaconi. Il Patriarca ha benedetto e consacrato gli ori santi, poi distribuiti in tutte le parrocchie per i sacramenti dei fedeli, il bianco, il colore della festa solenne, nella giornata in cui la Chiesa celebra l'istituzione dell'Eucaristia, festa dunque anche dell'Ordine Sacro dei Preti, e l'inizio della missione della Chiesa nell'umanità, attraverso l'ultima cena di Gesù Cristo. Consapevoli di recare la buona notizia di Gesù vincitore della morte. Oggi ad un mondo segnato da tanti fronti di morte, quante sono le guerre che si stanno combattendo e accendendo progressivamente sulla pelle degli ultimi e dei poveri. La legalità di Cristo espressa nel servizio. Una preghiera speciale per il Santo Padre che un anno fa è stato scelto. Affidiamoci come presbiterio e soprattutto il nostro seminario, che ha avuto la gioia di avere 5 nuovi ingressi a ottobre, alla Madonna della Salute, la Madonna del Seminario di Venezia, la Madonna dei Preti veneziani. E 2 importanti appuntamenti delle celebrazioni pasquali saranno trasmessi in diretta da Antenna 3 domani e la domenica di Pasqua. Domani il Venerdì Santo alle 15 sulla nostra emittente andrà in onda in diretta la celebrazione della morte del Signore con l'adorazione della croce dal santuario della Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza. Il giorno di Pasqua alle 10 trasmetteremo invece la Santa Messa in diretta dalla Basilica di San Marco a Venezia, celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Federica Pellegrini di nuovo mamma, nelle scorse ore è nata Rachele, la seconda figlia della campionessa. L'annuncio è arrivato via social dalla Divina e dal marito Matteo Giunta. Rachele è nata nello stesso ospedale della sorellina più grande Matilde, che ora ha 2 anni e che ha scelto il nome appunto di Rachele. Il parto è avvenuto al Sacro Cuore Don Calabria a Negrar di Valpolicella, a pochi chilometri da Verona. Federica, che aveva scelto da tempo di partorire con un cesareo programmato, ha scritto su Instagram: la nostra piccola è nata con la luna rosa. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Come sempre, subito dopo la sigla l'appuntamento è con il nostro meteo e le previsioni del tempo sul nord-est per le prossime ore. A tutti una buona serata, arrivederci.